Stupore ed entusiasmo del parroco e dei fedeli di Campagna Lupia nel Veneziano. La statua della Madonna della Chiesa di Santa Maria di Lugo torna a casa. Era stata trafugata ben 53 anni fa e da allora il simulacro della devozione del paese era scomparso nel nulla. Un'opera risalente al XIV secolo denominata La Pietà, che è stata ritrovata dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, coordinati dalla Procura di Terni. Un ritrovamento emerso durante una specifica attività di monitoraggio del mercato antiquariale grazie al raffronto di reperti fotografici. La scultura era ad Orvieto, nell'abitazione di un personaggio che è stato denunciato per ricettazione. Abbiamo trovato altre opere, quindi la nostra è stata un'attività completa, atta anche a debellare quel fenomeno che sono dato dai furti all'interno delle chiese o nei luoghi di culto. Quindi dopo mesi di attività di indagine abbiamo individuato questa persona all'interno della quale abbiamo ritrovato, oltre questa scultura, altro materiale di natura liturgica pronto ad essere ricettato. Lui si è blindato in un silenzio dovuto probabilmente a nascondere qualcosa, quindi chiaramente è stato denunciato per ricettazione. L'opera era in buono stato, anche se è presumibile che in questi 50 anni sia passata di mano in mano non solo in Italia, ma anche all'estero, dove queste statue a carattere sacro sono molto richieste. Buono stato di conservazione, consideriamo che comunque è una scultura lignea del 1300 che ha avuto adesso un piccolo restauro da parte della sovrintendenza, però direi buone come condizioni. È stato un ritrovamento inaspettato e ormai si erano perse le tracce, per cui nessuno più aveva la speranza di poter riavere questa statua, che oltre il pregio artistico ha proprio il pregio della fede per il nostro territorio, tant'è che il vescovo nel 1700 dice che è molto venerata e che è anche un'immagine miracolosa, per cui tutti i nostri avi hanno pregato davanti a questa immagine, quindi per noi è un'importanza sia storica, artistica, ma soprattutto legata alla fede e alla spiritualità di queste terre. Abbiamo organizzato questi 2 giorni che ricadono proprio nella festa della Dolorata, il 15 settembre, e quindi casca proprio dentro a questi festeggiamenti della Chiesa di Lugo e della Madonna Dolorata. Quindi alcuni avvenimenti sia dal punto di vista religioso che anche storico, culturali e artistici. Mi hanno chiamato per comunicarmi questa notizia ed è stata una sorpresa veramente grande. In attesa che si esprima la sovrintendenza, la comunità festeggia nella speranza che la Madonna ritorni al suo posto, una scultura valutata circa €500.000.